A Villa Torni di Mogliano Veneto, importante iniziativa del gruppo Trevisani nel mondo, che ha presentato al pubblico una accurata ricerca sull'esodo migratorio della popolazione veneta nei tempi in cui si stava costruendo l'Italia, con particolare attenzione alla drammatica situazione umana del periodo. Una rara occasione per meditare sul valore reale della nostra identità, motivo di orgoglio grazie a coloro che si sono affermati nel mondo mantenendo vivo il ricordo delle proprie origini, motivo di riflessione sul grande tema della migrazione che oggi crea angoscia compromettendo le nostre certezze. È possibile che comunicando con i nostri connazionali all'estero, oltre che rivalutare i luoghi spesso ignorati nella ordinaria pratica quotidiana, riusciamo anche a vincere l'ormai diffusa paura di soccombere all'invasione degli stranieri, perché in un mondo senza confini l'identità si può affermare solo nel confronto e nella condivisione. Per questo è indispensabile conservare la memoria storica e l'attaccamento alle proprie radici. Siamo venuti a conoscere una realtà che noi moglianesi non conoscevamo. Allora oggi all'evento, oltre al nostro storico, era presente il nostro sacerdote fondatore dell'Associazione Internazionale Trevisani nel Mondo, che conta 60 sezioni all'estero e oltre 70 in Italia. Lo scopo dell'associazione è quello di restare uniti, di far restare uniti gli emigranti con la loro madre patria, che non si sentano abbandonati, che mantengano un po' la loro identità, i loro costumi, le loro usanze e che abbiano dei collegamenti. Adesso con i social si riesce anche più a contattarci. Ci sono paesi come il Brasile che sono talmente radicati alla loro terra che conservano ancora la vecchia lingua, il Talian, che adesso è diventato patrimonio culturale del Brasile. Quindi il nostro scopo è anche quello di accoglierli quando rientrano in patria. Li riceviamo, li facciamo conoscere la loro terra, da dove provenivano, i loro monumenti, i loro parenti, cioè è un affiancamento quando ritornano per conoscere le loro origini. Devo dire che il racconto dello studio che è stato fatto da Ennio Tortato, dallo stesso Ennio Tortato, è davvero molto, molto interessante e molto importante. Uno spaccato di Mogliano, della storia di Mogliano a fine del 1800 e primi del 1900, quindi che risale insomma a un secolo fa. Poco più di un secolo fa, della Mogliano di allora, una Mogliano anche caratterizzata da una profonda povertà che insomma nel racconto poi anche molto dettagliato della storia di Mogliano di quell'epoca ha portato alla emigrazione. Un racconto un po' diverso, no, da quello che sentiamo oggi quando si parla dell'emigrazione italiana. È stata una storia di grande sofferenza, di grande difficoltà per i nostri padri, per i nostri nonni, che partivano dall'Italia, dal Veneto, da Mogliano in cerca di lavoro. Non sono state storie semplici, sono state storie molto complesse, difficili, dolorose in alcuni casi. Ecco, io credo che questo lavoro, proprio per la ricchezza di informazioni e per l'approfondimento, vada portato nelle scuole e fatto conoscere il più possibile ai nostri giovani cittadini, perché capire bene qual è stata la nostra storia ci aiuta a capire meglio chi siamo oggi, ci aiuta a rapportarci meglio con gli altri e soprattutto ci aiuta a orientare la nostra vita in maniera corretta. Nel 1979 ho chiesto al vescovo di sostituirmi un prete nella parrocchia di Sant'Andrea a Treviso e ho passato un mese dal Venezuela, Brasile,
Uruguay e Argentina per far conoscere l'associazione. E più di qualcuno mi diceva proprio in dialetto: finalmente vi ricordano altri veloci, finché mi andai a casa sì, dopo basta. Cioè, per dire l'importanza di questa associazione per coloro che sono all'estero. Il compito è soprattutto che i figli conoscano la storia dei genitori e la portino avanti, perché in realtà con tristezza purtroppo non sono come gli italo-brasiliani, perdono lentamente, oltre che la lingua, anche le origini, mentre in Brasile hanno ottenuto nel 2014 come seconda lingua l'italiano, perché vuol dire il dialetto. E mi godito a Messa in italiano a Nova Venezia, perché abbiamo delle città in Brasile, proprio Nova Treviso, Nova Roma, Nova Belluno, eccetera, hanno la fedeltà meravigliosa di conservare la loro storia di origine. Lo scopo nostro è proprio questo. E i trevigiani all'estero hanno fondato a Melbourne il Veneto Club, a Toronto Veneto Center, e dovunque sono andati hanno fatto i veneti. E i trevigiani sono loro un po' la maggioranza, un po' dappertutto, che portano avanti con orgoglio la loro identità di origine storico-culturale, soprattutto culturale, però anche cristiana. Io sono italo-brasiliana, sono venuta in Italia di tanto sentire mio padre parlare della nostalgia, no? Che sentiva dalla sua terra. Io ho sentito sempre casa mia e pertanto quando io sono cresciuta un pochino, avevo 22 anni, quindi già sono 20 anni circa che sono qua, ho voluto ritornare, ho voluto venire a casa, tornare a casa. Per me era un ritorno a casa, alle mie origini, a conoscere i posti che già sentivo parlare di mio padre e della mia famiglia, insomma. E quindi questa è stata la mia esperienza. Tornare per me è stato molto importante perché era un trovarmi me stessa, mancava una parte che io non conoscevo e che apparteneva a questa terra e quindi avevo bisogno proprio di arrivare qui. L'immigrazione le migrazioni, diciamo, chiamiamole così, sono sempre esistite, l'uomo si è sempre mosso, no? In tutte le parti del mondo. La cosa importante è che sappiamo comprendere l'altro. È difficile dire queste cose in una posizione di chi non ha mai viaggiato o che vive solo in un luogo unico, ma le nuove generazioni, la globalizzazione ha portato l'uomo a conoscere altre culture, no? Altre vite. E quindi l'immigrazione qua non la trovo negativa in quanto è gestita ovviamente in modo che la persona riesca a sentire casa. Perché l'importanza è quella, è sentire il rispetto per la città o per il mondo dove vivi, è legato alla conoscenza del luogo, alla conoscenza della cultura del luogo, della lingua del luogo. È molto profonda, non è una cosa superficiale e quindi io ribadisco che dai ragazzini più piccoli alle persone più adulte cercare di integrare in questo senso. E certo, una immigrazione spropositata dà sempre un po' di problemi perché nessuno è preparato a un'ondata molto grande di immigrazione, no? E quindi questo può causare qualche problema, però gestito in maniera dovuta, in maniera giusta, corretta, si può sempre affrontare, soprattutto se c'è un'apertura da parte delle persone che devono ricevere e lo stesso anche le persone che devono integrarsi, ovviamente, per vivere bene. C'è differenza tra l'integrazione e assimilazione. L'integrazione è inserirsi dentro il contesto sociale e culturale del posto immigrato, conservando l'identità di origine. Assimilazione invece vuol dire dimenticare le origini. Io ho fatto una tesi di laurea e ho messo in evidenza come gli italiani in Francia hanno perduto la loro identità di origine, sono diventati francesi, la maggioranza atei. Ecco il perché promuoviamo con l'associazione la fedeltà alle origini culturali, specialmente con i giovani. Se perdiamo i giovani, la nostra storia scompare.